E adesso parliamo di vacanze, primo semestre da record per il turismo in provincia di Venezia, che ha registrato significativi incrementi rispetto allo scorso anno, sia riguardo gli arrivi sia per le presenze, e soprattutto il turismo estero, in particolare i tedeschi, ad affollare maggiormente le città d'arte, i laghi, il mare e le terme. Boom anche di russi. Vediamo i dettagli nel servizio che segue. Non ci sono dubbi, il Veneto, le sue città ed in particolare Venezia rappresentano da sempre una forte attrattiva per i turisti. A confermarlo sono i numeri registrati nel primo semestre del 2011 nella nostra provincia. Rispetto allo stesso periodo del 2010, gli arrivi e presenze tra gennaio e giugno sono stati da record, con un aumento rispettivamente di oltre il 13% e del 9%. Un ulteriore incremento del 15% è previsto in luglio ed agosto, mesi clou della stagione turistica. Dati significativi, ha sottolineato l'assessore al turismo Giorgia Andreuzza, che premiano lo sforzo di provincia e regione unite per mettere da parte i mordi e fuggi ed individuare piuttosto un turismo di qualità e con buona capacità di spesa. Il settore è stato trainato soprattutto dal turismo estero, che rappresenta circa i 3/4 sia negli arrivi, più 17%, che nelle presenze, più 13%. Negli arrivi, a fare la parte del leone è la Germania, seguita da Stati Uniti, Francia ed Austria. Poche differenze nella classifica delle presenze, dove il primato tocca sempre alla Germania, quindi Austria, Francia e Stati Uniti. Notevoli anche gli incrementi nei flussi da paesi emergenti come la Russia e più in genere l'est europeo, ed il ritorno a numeri significativi da parte di turisti provenienti dal Sud America. Per quanto riguarda le strutture ricettive, i vacanzieri hanno incrementato quest'anno soprattutto le presenze negli alberghi. Positivi anche i dati dell'ex alberghiero, trainati dalla volata dei bed and breakfast, con aumenti rispetto al 2010 di quasi un terzo nelle presenze e negli arrivi.